Presentato ieri il congresso regionale del FAI in corso di svolgimento, oggi presso gli spazi Temenos ad Agrigento, si tratta del primo congresso regionale del FAI in Sicilia. Ha presentato in conferenza stampa il presidente nazionale Andrea Carandini, 200 delegati siciliani, tutti i dirigenti nazionali che vi partecipano. In tale occasione saranno anche celebrati i primi 20 anni del FAI in Sicilia e l'annuncio che il prossimo congresso nazionale si svolgerà appunto a Palermo. Nel corso della conferenza stampa anche un'anticipazione di un'iniziativa che il FAI in collaborazione con il Parco eseguirà, una mappatura aggiornata della Valle dei Templi e della Colimpetra che si renderà necessaria per scoprire eventuali nuovi tesori nascosti nella valle. Il FAI non faceva questi congressi regionali, abbiamo deciso di farli per avere un rapporto più diretto con tutti i volontari delle varie regioni italiane. Il primo che facciamo lo facciamo ad Agrigento, naturalmente potevamo farlo anche in altri luoghi della Sicilia, ma perché Agrigento? Agrigento sta rinascendo, il parco sta rinascendo perché finalmente sta cercando di ricapire i templi, il teatro che miracolosamente rinasce, l'Agorà, alla luce della trama spettacolare della città che oggi non si percepisce, non si vede nelle guide, non è comunicata, non c'è. E invece si stanno studiando percorsi antichi per ridare questa sensazione e certamente verranno esposte queste piante, perché la pianta di Agrigento greca e la pianta di Agrigento romana è in sé una meraviglia di regolarità, di perfezione, per cui veramente noi restiamo ammirati, perché noi delle città così non le sappiamo fare più. Voi avete in concessione la zona della Colimpetra, l'avete ripulita, oggi è diventata un grandissimo luogo di attrazione, avete anche annunciato un particolare studio che porterete avanti, se ce lo vuole sintetizzare. Sì. Dunque la Colimpetra era praticamente una discarica, una fogna, adesso è un paradiso, ma perché è così magico quel posto? Certo, abbiamo fatto rivivere gli agrumeti, abbiamo fatto rivivere il sistema delle acque, ma non possiamo dimenticare che quello era il luogo dove i tiranni greci raccoglievano le acque tramite un sistema idraulico diffuso in tutta la città che portava le acque ad accumularsi nelle due valli che fiancheggiavano la città. La più profonda valle era la Colimpetra e quindi era la più importante. Però come queste acque giungessero, come venissero raccolte, dove avvenivano questi banchetti meravigliosi dei tiranni, in questi piccoli Eden e paradisi terrestri che ora percepiamo dal punto di vista della vegetazione ma non delle strutture, allora abbiamo deciso, grazie alla benevolenza del parco, di fare un rilievo molto serio, di fare una carta archeologica molto seria, di fare una magnetometria, cioè come dire una TAC alla valle e poi di fare forse qualche interessante operazione chirurgica, cioè qualche scavo archeologico che ci possa far percepire come funzionava questo paesaggio idraulico della Colimpetra.